Nel di ACF Arezzo Tavagnacco con mister Mike Heracles. Mister, oggi è stata una vittoria per 4-0, un risultato tondo che si è concretizzato nel secondo tempo. Sì, vuoi cominciare dal secondo tempo? Io voglio cominciare dal primo. Il calcio non è così semplice di trovare le soluzioni e di... Sì, possiamo dire 4-0, però ehm, in questo campionato tutte le squadre dall'inizio fino ad ora sono migliorate perché è anche normale. Sì, sì, capiscono meglio le ragazze, tutte le nuove acquisti, anche la 11 che hanno portato da Bologna, penso che era pericolosissima oggi. Quindi tutte le squadre più o meno hanno migliorato e siamo stati in difficoltà il primo tempo. Questo è anche il messaggio che abbiamo detto anche nel spogliatoio. Non è, non è sempre una linea diritta e la segui, però come hai detto te, il secondo tempo abbiamo avuto questa pazienza con il pallone, abbiamo trovato i spazi giusti e anche i momenti, i timing giusti di entrare nell'ultimo terzo e abbiamo fatto, penso, molte entrate nell'ultimo terzo, molte occasioni. Sì, abbiamo fatto le conclusioni giuste. Si può dire che i cambi sono stati fondamentali in questa partita per una squadra che ha più di 11 titolari, poi, tra panchina e campo. Sì, e questo è è una cosa che con i cambi e con le ragazze che abbiamo a disposizione nella rosa è una cosa importantissima perché non puoi, se vuoi essere una società, un club che è in crescita, devi portare il massimo da tutte le ragazze, sempre nei allenamenti, durante le partite. E sono molto molto contento che le ragazze sono state anche loro bravo ad essere sempre pronte, ad essere sempre attive negli allenamenti, seguono tutto, imparano e poi sono entrate tutte le cinque sostituzioni oggi e hanno fatto la differenza. Mancano ancora due partite al termine del girone di andata, è presto per fare i bilanci, ma 17 punti sono già una certezza. Una certezza, eh, per me è sempre la prossima gara, la prossima partita. Vogliamo sempre trovare delle occasioni, abbiamo la consapevolezza di che tipo di squadra siamo. Siamo ancora per me una nuova squadra che deve crescere ancora. Abbiamo tutto il girone di andata di veramente crescere e mettere delle basi per l'anno prossimo con le ragazze, perché tutte le ragazze che abbiamo a disposizione, tutte le 21, hanno questa fame di, parlando anche con loro, vogliono anche rimanere qui per fare una crescita importante qui a questo club. Quindi questo mi fa molto piacere. Sì, continuiamo così. Grazie, mister. Grazie. Siamo nel post partita di ACF Arezzo Tavagnacco nella sala stampa dello Stadio Comunale Città di Arezzo con mister Alessandro Campi, allenatore del Tavagnacco. Mister, un Tavagnacco che è rimasto in partita fino al minuto 50 del secondo tempo e anzi nel primo tempo una ventina di minuti è riuscito anche a costruire interessanti azioni offensive. No, io credo un po' di più. Non siamo rimasti in partita, ma il primo tempo è stato assurdo non chiuderlo in vantaggio. Abbiamo secondo me fatto un gran primo tempo, purtroppo abbiamo perso però in questo gran primo tempo due giocatrici e abbiamo un po' dovuto rivedere i nostri piani e diciamo che poi le occasioni che abbiamo concesso sono state per nostri errori, però avevamo secondo me la partita veramente in mano. Poi purtroppo secondo tempo una volta che prendiamo il gol su un corner, palla mia tua, adesso dovrò rivederlo ovviamente. Da lì in poi abbiamo provato, ci siamo dovuti aprire, ci abbiamo provato fino all'ultimo, rischiando di prendere, purtroppo il passivo poi è frutto comunque di un tentativo di provarci fino in fondo. Adesso il girone di andata si chiuderà con la gara contro l'Es Roma e poi lo scontro contro il Ravenna. Cosa deve fare il Tavagnacco per riuscire a ritrovare i giusti equilibri di questa stagione?
È una bella domanda, sì, nel senso che ci manca sempre qualcosa, però devo dire che oggi può sembrare strano vedendo il risultato, ma abbiamo secondo me fatto momenti di grande prestazioni, perché comunque l'Arezzo adesso anche con gli acquisti invernali ha una squadra, una signora squadra, sia a livello fisico che a livello di esperienza che a livello tecnico. Per cui noi secondo me non solo abbiamo retto, ma abbiamo fatto anche qualcosa in più nel primo tempo. Per cui non ci resta che guardare con ottimismo e cercare di essere un pochino più concrete e guardare i punti perché poi servono quelli. Tra l'altro volevo fare una nota di merito per l'estremo difensore, il portiere Cocina Milena, classe 2007, autrice di una grande prova al di là della terza rete che può starci vista la giovanità, però autrice di grandi parate e grande personalità. Sì, non mi esprimo più perché la ragazza sa già tutto. E avevamo 2007 in campo e anche 2006 e poi le altre vabbè perso il conto, quindi Squadra giovane, guardando molto anche giovane. questo aspetto io dico molto molto brave, quando hanno fatto le cose bene ne hanno fatte molto bene. Grazie mister. Ci ha raggiunto anche Alessia Carcassi, giocatrice della CF Arezzo, è autore in questo pomeriggio di una doppietta. Ti chiedo Alessia, dal tuo ingresso in campo, abbiamo parlato anche prima con il mister, i cambi sono stati importanti per riuscire poi a maturare il risultato finale. Come sono nate le due reti? Allora, intanto sono molto felice di aver fatto queste 2 reti, sono i miei primi 2 gol in Serie B e con questa maglia e sono felice di essere entrata bene in campo e aver aiutato la squadra. E... Sono arrivati insomma questi due gol in momenti chiave della partita. Sì, sì. Sono arrivati in momenti chiave che stavamo cercando e spingendo molto per raggiungere il vantaggio e alla fine su un calcio d'angolo ce l'abbiamo fatta. E poi la stessa cosa quando abbiamo raddoppiato e poi abbiamo fatto gli altri. E poi è arrivato il risultato finale, insomma, che ha segnato il 4-0 e soprattutto vi ha dato 3 punti che vi ha portato a 17 in classifica. Diciamo col mister mancano 2 partite al termine del girone di andata, ma la squadra sembra essere molto, come dire, in forma, viene da 5 risultati consecutivi e come vuole chiudere in queste ultime 2 partite? Vogliamo chiudere come stiamo facendo in quest'ultimo periodo, cioè con le vittorie e ogni settimana lavoreremo per questo, cercando di ottenere il miglior risultato. Tu sei anche giovanissima, classe 2004 se non mi sbaglio. Obiettivo può esserci quello di mettere in difficoltà il mister per prendere la maglia titolare? No, sì, sì, ovviamente. Io mi alleno la settimana per provare ad avere un'occasione dall'inizio, però anche quando entra a gara in corso così io do sempre il meglio per la squadra. Grazie.